Nel corso dei secoli ha subito tante rivisitazioni, ma una caratteristica che non deve mancare è la buccia assolutamente croccante e il cuore morbido. Parliamo del cannolo. Mi trovo a Terme Migliatore in compagnia di Benedetto Giallombardo perché si avvicina una festa importante del cannolo. Benedetto, qui stiamo vedendo cannoli di tutti i tipi, con il pistacchio, con le nocciole, col cioccolato, grande, piccolo, ma qual è il più buono? Per me il più buono è quello grande alla ricotta, ma anche quello alla crema pasticcera merita. E poi c'è una grande disputa perché ogni volta che pubblichiamo un video dedicato ai cannoli arrivano gli amici di Palermo, gli amici di Caltanissetta, gli amici di Catania a dire no con la ricotta di pecora ma con la ricotta di mucca, no con la ricotta di mucca ma con la ricotta di pecora. Allora sicuramente nel palermitano, nella Sicilia occidentale si usa molto la ricotta di pecora anche perché è un prodotto reperibile in quei territori. Nei nostri territori c'è una ricotta mista ma soprattutto è una ricotta vaccina. Allora, amici di Bella Sicilia, fateci sapere da dove ci state guardando, soprattutto aspettiamo le foto dei vostri cannoli e appuntamento a Terme Migliatore il 20 ottobre, domenica 20 ottobre, per una giornata dedicata alla famiglia, per una giornata dedicata al re dei dolci siciliani, il cannolo. Ma com'è nata questa idea? E allora è nata proprio dalla voglia di fare una giornata di festa, di intrattenimento per tutti, per i bambini, per i più adulti, una domenica insieme, all'insegna del ballo, della musica e dei buoni dolci. Allora, quando ci vediamo, diamo appuntamento, cosa si mangerà? Domenica 20 ottobre dalle 17 alle 22 il cannolo costerà solo €1, sarà alla ricotta, alla crema pasticcera, al cioccolato e con l'euro del cannolo si può aderire a un sorteggio e si vincerà un gioiello offerto dalla gioielleria Mazzeo di Terme Migliatore.